Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, un'altra tragedia in montagna purtroppo sulle Dolomiti. Vediamo il titolo del Corriere delle Alpi: hanno perso la vita due giovani bellunesi, Giada e Damiano. Giada Rosson di Agordo era incordata con un compagno che se l'è vista cadere a fianco. Damiano Sacchet di Longarone è caduto per 100 metri. Ecco chi erano i due appassionati di montagna all'interno del Corriere delle Alpi. Ancora una volta incidenti in montagna, spesso causati da maltempo, da imprudenza, da distrazione. Ma adesso andiamo in diretta a Piazza San Marco a Venezia, perché sta arrivando per le cerimonie del 4 novembre, festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Vediamo. Della Basilica di San Marco, che scandiscono l'ora di mezzogiorno, e quindi il Capo dello Stato è stato ed è puntualissimo nonostante una giornata carica di impegni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Repubblica Mattarella, si appresta a fare l'ingresso sul luogo della cerimonia. Si appresta a fare, per cui ecco, sentite l'annuncio dello speaker, parte l'applauso, il sindaco Brugnaro, e diciamo passano probabilmente qui perché vediamo Crosetto a pochi, ecco qui c'è il Presidente Mattarella che è proprio qui a pochi metri da noi, viene salutato. Eccolo qui il Presidente con il ministro Crosetto. Presidente, niente, il Presidente è andato, un applauso, lo ha accolto e adesso dalla parte principale della piazza sta entrando. Mentre il sindaco Brugnaro con il governatore Il Capo dello Stato, dopo aver ricevuto gli onori militari, passerà in rassegna i reparti. Il Presidente della Repubblica è accompagnato dal Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, dal consigliere per gli affari militari del Presidente della Repubblica, generale di squadra aerea Gianni Candotti. Onori al Presidente della Repubblica. Dell'esercito italiano, della Marina Militare e delle Forze Navali, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza. Brigata di informazioni interforze e banda musicale pronti per la rassegna.
Avete visto l'arrivo in diretta del Capo dello Stato insieme al Ministro della Difesa Crosetto, c'erano anche il Sindaco Luigi Brugnaro, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, arrivo del Capo dello Stato a Venezia per il 4 novembre, la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Poi non sappiamo ancora se interverrà il Presidente della Repubblica, ma ovviamente ci sono tante autorità presenti e ci ricollegheremo con Lorenzo Maier, i nostri inviati a Piazza San Marco. Però riprendiamo con la cronaca perché è stato un weekend tragico per fatti gravissimi, tra questi l'aggressione di uno squilibrato nell'ospedale di Cittadella a infermieri, a medici, ne parleremo più avanti, ma c'è stato un altro gravissimo fatto, e cioè su un neonato che è stato seviziato dal padre mentre era ricoverato. Il piccolo era già andato in ospedale quest'estate. Non è la prima volta che il piccolo di 5 mesi finiva in ospedale. Già quest'estate, a poche settimane di vita, era finito in pronto soccorso a Vicenza. Il suo quadro clinico migliorava e poi subito precipitava nuovamente fino all'ultimo ricovero a Padova, quando le ferite al cavo orale hanno insospettito i medici della pediatria, che hanno subito allertato la polizia. In pochi mesi di vita aveva sperimentato maltrattamenti in più occasioni da parte del padre. Ora il 22enne vicentino, arrestato in flagranza mentre seviziava il figlio ricoverato in ospedale, dovrà rispondere anche di altri possibili maltrattamenti avvenuti in passato, e il sospetto è che possa aver picchiato il figlio. Adesso si stanno rivalutando anche investigativamente per capire meglio quando sono iniziate queste sevizie, queste condotte. È una storia purtroppo triste e dai contorni appunto sconvolgenti. Il bimbo di 5 mesi, ancora ricoverato in terapia intensiva, sono state infatti riscontrate anche lesioni agli organi interni, oltre a quelle del cavo orale che avevano insospettito i medici al momento del ricovero. In una situazione così drammatica e sconvolgente, rincuora il fatto che il piccolo stia migliorando giorno dopo giorno e potrebbe presto uscire dal reparto intensivo. Il papà è stato arrestato mentre lo seviziava nella culletta nella stanza di ospedale. I medici si erano accorti che il bambino, nonostante le cure, continuava a peggiorare, soprattutto dopo essere stato con il papà. Sembra che la mamma, appena ventenne, sia estranea ai fatti. Da chiarire ora se anche il figlio più grande della coppia, che ha 3 anni, abbia subito violenze. Il papà, interrogato dal magistrato, non ha fornito spiegazioni. Sconvolge appunto il quadro che si sta delineando, e adesso il passaggio successivo è capire a livello delle motivazioni, del perché di questi gesti nei confronti di una creatura indifesa, dove dovrebbero essere i genitori stessi a preoccuparsi del benessere del proprio figliolo. È morta soffocata 6 mesi da un boccone che le è andato di traverso, in attesa del nulla osta che consentirà la sepoltura in Senegal della piccola Rokhaya. Lo strazio dei genitori della bimba, sostenuti dalla grande solidarietà di tutta la comunità di Tezze sul Brenta. Prima ho detto mamma dove ero te? Non lo so cosa hai detto io. Non lo so. Dove sei mia sorella? E così ti tocca il cuore? Perché tu non sai che cosa dici? Mamma Awa e papà Lamine hanno il cuore straziato e non sanno cosa rispondere ai 2 figli maggiori, 4 e 8 anni, che continuano a chiedere dov'è Rokhaya, la piccola di casa, 6 mesi appena, morta soffocata da un boccone di traverso. È un dolore composto, dignitoso quanto straziante quello della famiglia Guisse. I 2 giovani genitori di origine senegalese ci accolgono nell'appartamento dove vivono a Tezze di Vazzola. Rokhaya, 2 occhioni scuri e una cascata di riccioli, era una bimba sana e vispa. Alternati alle poppate, da qualche settimana mangiava gli omogeneizzati e come gli altri giorni, anche giovedì, la piccina dopo la pappa si era addormentata in braccio alla mamma. Lei dormi, dopo qualche minuti io, visto lei fa così, ho paura, già andato fuori, grigliare tutti, vieni dammi mano. È il papà a raccontare i drammatici momenti quando la piccola Rokhaya comincia a non respirare. Urlando aiuto, avvisando tutti i vicini del condominio, e loro bravissimo hanno chiamato il 118, e anche io sono andato alla farmacia a chiamare la dottoressa, anche lei brava, è arrivato, ha dato mano, intento
salvarla, però dopo arriva l'ambulanza e facevano tutto lo che possono loro. Tardarono 1 ora qua a rianimarlo e dopo lo portarono all'ospedale, che quando lo metterono all'urgenza e 10 minuti dopo mi ha detto la dottora che già non lo possono salvare, è troppo tardi. L'intera comunità di Tezze in queste ore si stringe alla famiglia Guisse, la comunità senegalese, ma anche i compaesani fanno visita e portano doni per dimostrare la vicinanza ai 2 giovani genitori straziati dal dolore, ma sostenuti da una grande fede. È arrivato Dio, noi siamo musulmani, creiamo lo che arriva sempre, lo che fa Dio. È una cosa che deve arrivare, è dura, dura, una bambina di 6 mesi ti lascia così, però sono cose di Dio e se noi possiamo salvarlo non va, però così sono la vita, non possiamo fare niente. Servizio di Marta Marangon, la tremenda aggressione a Cittadella, sono stati momenti di panico, aggressione di uno squilibrato ai sanitari dell'ospedale e aggressione anche nei confronti dei carabinieri. Domani l'interrogatorio di convalida del fermo per il 34enne responsabile di tutto questo. Sentiamo da Cittadella Chiara Gaiani e per la parte tecnica Cristian Roque Allende. Vediamo. Siamo tornati davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella e ringraziamo per essere qui con noi Luca Grande, che è segretario del Nursind di Padova, della provincia di Padova, ma che è anche infermiere proprio al pronto soccorso di Cittadella e che sabato c'era. Partiamo con una notizia di cronaca, perché l'interrogatorio del 34enne che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio avverrà nella giornata di domani, precisamente domani mattina in carcere a Padova. L'interrogatorio per la convalida del fermo, una situazione molto particolare anche quella che quest'uomo sta vivendo in carcere. Lei sabato mattina c'era, che cosa può raccontarci di quanto è accaduto? Allora, intanto grazie a tutti. Io ero presente sabato mattina, effettivamente questa persona, e lo sapete dalla cronaca ormai che è su tutti i quotidiani, su tutti i giornali, di come si è svolto l'evento, questa persona si era recata prima al centro di servizio mentale, trovandolo chiuso il sabato mattina, e poi si è diretto verso il pronto soccorso e lì è riuscito ad entrare senza chiedere permesso a nessuno e praticamente è riuscito ad accedere all'area degli ambulatori, all'area bianca, all'area verde, dove comunque ha trovato il primo collega indifeso che è stato accoltellato al braccio. Successivamente si è diretto verso gli ambulatori e ha trovato un medico che con grande coraggio, devo dire, si è messo a difendere i pazienti ed è stato anche lui a sua volta accoltellato e poi è arrivato verso l'area gialla, da dove noi siamo riusciti, perché ci inseguiva, a scappare verso l'esterno. Lui ha abbattuto delle porte mentre correva dietro a noi e questo è il quanto di come ci siamo trovati a dover operare. Ecco, anche il carabiniere è davvero vivo per miracolo, ricordiamo ai telespettatori. Sì, confermiamo che il carabiniere è stato appunto accoltellato sia al collo che alla guancia e un operatore del 118 a cui va dato un encomio insieme a quel medico che si è prodigato, entrambi si sono prodigati per cercare di salvare i pazienti e salvare anche i colleghi. Sicuramente un ringraziamento vivissimo va all'Arma dei Carabinieri e ai 2 carabinieri intervenuti per primi, ma va dato un encomio al medico e all'operatore del 118 che ha supportato il carabiniere in un momento di difficoltà, altrimenti ci sarebbero state conseguenze molto più gravi per il carabiniere. Ovviamente la domanda che tutti, anche noi, ci facciamo è: come mai una persona armata di coltello riesce a varcare le porte del pronto soccorso? Una cosa molto grave. Ecco, noi sappiamo che i pronto soccorso sono presidi aperti a chiunque 24 ore su 24. Noi attualmente, ed è anche la nostra richiesta attuale oggi del Nursind di Padova, sindacato delle professioni infermieristiche, è quella di avere quella famosa guardia giurata fissa 24 ore su 24 in pronto soccorso, perché
attualmente mi risulta che ce n'è una che si alterna tra l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale appunto di Cittadella. Nel momento di necessità appunto non abbiamo avuto nessuno, non è il primo episodio in cui appunto non c'è una guardia giurata e che comunque i carabinieri hanno anche loro giustamente i loro tempi di intervento. Siamo stati molto fortunati perché erano qui vicino, se no poteva volgere veramente al peggio questa situazione, avrebbe avuto tutto il tempo per accoltellarci. Lui, ci ha raccontato prima, si era rivolto al servizio di assistenza psicologica psichiatrica che era chiuso sabato. Era chiuso e questo è frutto dei tagli continui alla sanità, è una responsabilità sicuramente politica questa. Chiediamo appunto più fondi, più sicurezza per tutelare il personale che all'interno ci lavora, ma anche il cittadino, il malato che ha necessità di un supporto che non ha trovato. Non era la prima volta che lei veniva aggredito? No, purtroppo è già la seconda nel giro di un anno e mezzo. Sono episodi che ti segnano, in particolare questo ha sconvolto tutto il pronto soccorso, ma devo dire che tutti i colleghi si sono operati continuamente per cercare di non interrompere il servizio. Un plauso va fatto a tutti i professionisti sanitari che si sono rimboccati le maniche anche con l'amaro in bocca e con uno stato di shock importante vissuto in quel momento e che ancora si sono portati dietro come me nei giorni successivi, ma sono stati sempre al servizio del cittadino. Ci aspettiamo dal governatore Luca Zaia sicuramente una visita a questo pronto soccorso per dimostrare la sua vicinanza e di tutte le autorità che lui rappresenta. Allora davvero ringraziamo Luca Grande anche per la sua testimonianza così appassionata di quanto accaduto, una vicenda che continueremo a seguire, e ringrazio anche chi ci ha aiutato dal punto di vista tecnico, il collega Cristian Roque Allende. Grazie molte, grazie a Chiara Gaiani, sua ospite. Vediamo altre testimonianze raccolte dal Gazzettino, vediamo. No, sono qui per esprimere la vicinanza e la solidarietà affettuosa personale e dell'istituzione che rappresento ai carabinieri coinvolti, al personale medico, ed esprimere anche un ringraziamento e un apprezzamento molto forte per il tempestivo ed efficace intervento che l'Arma ha compiuto per bloccare l'aggressore. Mi associo alla Sua Eccellenza il Prefetto per il contenuto di quello che ha detto. Il mio pensiero va a tutti gli operatori che erano presenti quando è successo il fatto, al lavoro di solidarietà tra di loro insieme con le forze dell'ordine, con l'Arma dei Carabinieri, ed è stato veramente anche da questo punto di vista purtroppo un lavoro di squadra, di solidarietà fra tutti loro per difendersi, per comunque arginare questo terribile fatto. Penso che sono veramente convinto che il pronto soccorso debba essere laicamente considerato un luogo sacro, va rispettato e dobbiamo imparare veramente a rispettarlo tutti, perché chi viene qui è fragile, è bisognoso di cure. Abbiamo una squadra di operatori veramente formidabile che è sempre sotto stress e che va veramente sostenuta. Stamattina abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere, siamo intervenuti tempestivamente. Allora, avete visto testimonianze raccolte dal Gazzettino, il prefetto, il questore, il comandante dei Carabinieri per l'aggressione ai sanitari dell'ospedale di Cittadella, un fatto gravissimo. Adesso torniamo in diretta a Venezia perché il Capo dello Stato è in piazza San Marco per la cerimonia del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Sentiamo in diretta. Rivolgo un sentito ringraziamento a lei, signor Ministro della Difesa, onorevole Crosetto, per la costante attenzione che dedica alle Forze Armate, per la sua sapiente guida che ispira il cammino della difesa italiana verso la modernità e le grandi sfide che il futuro ci riserva. La sicurezza tuttavia non può essere intesa come il risultato delle azioni messe in atto unicamente dalla difesa, quanto piuttosto come il prodotto di un più vasto sistema di strumenti e capacità espressi dall'intera nazione. E nello specifico, per quanto attiene proprio al contributo del comparto difesa alla sicurezza nazionale e alla stabilità internazionale, voglio ricordare l'attuale impegno delle nostre forze armate in patria e all'estero. Oggi, in questo momento, militari italiani stanno operando in una dimensione geografica la cui ampiezza è senza precedenti.
dalla regione artica a quella subsahariana attraverso il fianco est e sud-est dell'Alleanza di Balcani, dal Mediterraneo allargato all'Indo-Pacifico. Un impegno corale al quale le forze armate partecipano con grande convinzione e professionalità. Attualmente sono impiegati all'estero circa 7.000 militari in 36 missioni e operazioni per contribuire alla sicurezza, alla tutela della sicurezza internazionale e a promuovere i principi fondamentali della libertà e della dignità umana. Si tratta di professionisti di altissimo livello, militari di ogni grado, dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che con grande senso della responsabilità, della disciplina e del dovere, pur lontani dagli attenti più cari, talvolta per lunghi periodi di tempo, operano in complessi contesti multinazionali nel più profondo rispetto delle popolazioni locali, delle loro culture, delle loro tradizioni e religioni e in aderenza alle convenzioni internazionali e al diritto umanitario. A loro, ai nostri militari che stanno offrendo un grandissimo e preziosissimo contributo al servizio della nazione, anche a costo di grandi sacrifici personali, va tutta la mia riconoscenza, va tutta la mia più convinta ammirazione di comandante, di soldato, di cittadino italiano. E in particolare esprimo la mia gratitudine e vicinanza agli oltre 1.000 soldati che a vario titolo operano in Libano, terra storicamente vicina all'Italia e che con coraggio e determinazione continuano ad onorare la loro importante missione in un ambiente particolarmente complesso e rischioso. Così come all'equipaggio di Nave Doria, che ho incontrato 2 giorni fa a Gibuti in occasione del cambio di comando dell'operazione dell'Unione Europea Aspides. Ufficiali, sottufficiali e marinai che operano costantemente a protezione delle linee marittime di comunicazione e della sicurezza marittima nel contesto estremamente delicato del Mar Rosso. Ugualmente estendo i miei sentimenti di profondo ringraziamento e rispetto agli oltre 6.800 militari che con pari unità di intenti e dedizione svolgono il loro lodevole servizio in patria in supporto alle forze dell'ordine e a quelli appena rientrati dalle aree colpite dalle calamità naturali. Ma allo stesso modo voglio ringraziare coloro che, sebbene non in operazioni, svolgono con competenza e abnegazione la loro quotidiana opera in favore del Paese. So bene quanti sono i sacrifici che a loro vengono chiesti. Conosco bene le sensazioni che si provano quando il dovere professionale si antepone ai bisogni familiari, così come conosco molto bene i sacrifici che chiediamo ai nostri cari, ai nostri affetti che in silenzio, con orgoglio e dignità, supportano ogni giorno la nostra scelta di vita. Ed è per questo che rivolgo alle famiglie di tutto il personale civile e militare della difesa un caloroso saluto e un doveroso e sincero ringraziamento. Concludo assicurando che le forze armate continueranno a svolgere il loro ruolo con totale dedizione ovunque la patria lo richieda, tutelando ed affermando i principi e i valori fondamentali alla base del processo di unità nazionale della nostra Italia e della costruzione dell'Unione Europea. Gli stessi principi e valori che celebriamo ogni anno in giornate come quella odierna. Gli stessi principi e gli stessi valori che costituiscono la linfa vitale del nostro agire quotidiano. Viva il 4 novembre, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Prende la parola il Ministro della Difesa, onorevole Guido Crosetto. E a riposo, comandante. Signor Presidente della Repubblica, esprimo anch'io il saluto e il ringraziamento di tutte le donne e gli uomini della difesa mio personale per la vicinanza e l'attenzione che sempre dimostra, anche dell'affetto che dimostra. Saluto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il Prefetto, Darco Pellos, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, l'Onorevole Matteo Gregorio Grenaglio, la Senatrice Isabella Rauti, la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa
Senato, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Masiello, della Marina, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, dell'Aeronautica, generale della squadra aerea Luca Goretti, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Leo Luzzi, il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, le autorità civili, militari, religiose, il segretario generale e direttore nazionale degli armamenti. Saluto tutti voi presenti qua oggi, tutti voi militari e tutti voi cittadini e quelli che ci stanno seguendo da casa, ringraziando dell'attenzione che oggi si dà alla difesa. Saluto inchinandomi le gloriose bandiere dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. E rivolgo il mio saluto al Gonfalone di Venezia, ai gonfaloni e alle associazioni combattentistiche ed altri. Inoltre i sindaci dell'area veneziana presenti. Oggi celebriamo la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Ricordava prima il generale Portolano la nascita di questo giorno. Il 4 novembre 1918 fu firmato l'armistizio di La Giusta e finì la Grande Guerra, una guerra che era costata all'Italia oltre 650.000 vite e oltre 1,5 milioni di feriti. La stessa data, 3 anni dopo, segnò un altro punto fondamentale della nostra storia, perché la salma del Milite Ignoto, che per un anno aveva girato tutte le stazioni Italia, fu tumulata all'altare della patria. E il 4 novembre, signor Presidente, per volontà sua, che è ritornata a essere, per sua insistenza, è ritornata a essere nuovamente festa nazionale. Ed è stato unito e ha unito il ricordo per quei tempi e per quelle date per noi fondamentali alla festa delle Forze Armate. Ed è un grandissimo onore per le Forze Armate unire la loro giornata con quella di 2 avvenimenti fondamentali. Ma perché questa unione? Noi abbiamo unito un momento felice, la fine di un evento drammatico come fu la Prima Guerra Mondiale, al ricordo di una persona sconosciuta, in rappresentanza delle centinaia di migliaia di persone che morirono in quella guerra per noi, a delle persone che oggi, oltre 100 anni di distanza, fanno una scelta di vita, decidono di servire il loro paese. Abbiamo collegato un evento drammatico, la fine di un evento drammatico, il ricordo del sacrificio con la vita, al ricordo di persone, come diceva prima il Capo di Stato Maggiore della Difesa, in questo momento, mentre noi siamo qua a ricordare tutte le Forze Armate, a ricordare la nostra storia, sono in Libano, sono in Kosovo, sono in teatri difficili e sono lì a rappresentare l'Italia e a fare un'unica cosa, come lei ci ricorda sempre, Presidente: difendere con ostinazione la pace, combattere in ogni modo e non arrendersi alla guerra. Questo fanno le Forze Armate, difendono le libere istituzioni, difendono la democrazia, difendono il Paese e cercano di costruire sicurezza che non si può costruire solo a livello nazionale, devi costruire a livello internazionale, perché non esiste una sicurezza se ci si chiude nei confini, non esiste una sicurezza se si chiudono gli occhi. È molto comodo chiudere gli occhi, è molto comodo far finta che ciò che accade a centinaia di chilometri di distanza non ci riguardi, non riguardi noi, non riguardi la nostra vita, non riguardi la vita dei nostri figli. E invece drammaticamente tutto ciò che accade intorno a noi, anche a centinaia, migliaia di chilometri di distanza, riguarda la nostra vita, riguarda il nostro futuro, riguarda noi stessi. Quelle centinaia di migliaia di ragazzi che arrivando da tutta l'Italia, parlando dialetti diversi, che non si erano mai visti né conosciuti, si mischiarono nelle trincee, lo fecero pensando di fare qualcosa di importante.
Anche loro avrebbero potuto pensare che era più comodo stare nelle loro famiglie, era più comodo stare a continuare a coltivare i campi, a fare quello che facevano in Calabria, qui in Sicilia, qui in Piemonte, qui in Veneto. Non se lo chiesero 2 volte. Vennero qua e si sacrificarono e l'Unità d'Italia nacque anche dal loro sacrificio. E allora quando guardiamo altre persone che in questo momento si sacrificano in giro per il mondo e rivendichiamo predominio del diritto internazionale e della legalità, lo facciamo anche per difendere il loro sacrificio, lo facciamo anche per ricordare a noi stessi che la difesa della libertà, della democrazia è anche sacrificio, passa anche attraverso momenti drammatici e noi ci prepariamo, le forze armate si preparano ogni giorno affinché quei momenti drammatici non vengano. Ma ci ha insegnato quel sacrificio che nessuno di noi può girarsi dall'altra parte e far finta che quello che si combatte attorno a noi non ci riguardi. Per questo ostinatamente le forze armate sono, signor Presidente, come lei sa e ricorda sempre, il primo presidio per la pace. E le nostre forze armate, lasciatelo dire con orgoglio, non orgoglio personale, orgoglio da cittadino, non da ministro. Le forze armate italiane non sono così perché c'è questo ministro o per i predecessori, si sono costruite così negli anni. E queste nostre forze armate, lasciatemelo ricordare ad ognuno di voi con orgoglio, sono diventate nel mondo un elemento di rispetto per il nostro Paese. Lo sono diventate per come si sono mosse, per come hanno lavorato, per come ha lavorato ogni singola persona delle migliaia che in questi anni ci hanno rappresentato all'estero, come stanno lavorando adesso in Libano, in Kosovo, in Lettonia, in Africa, in Libia. E se un grande paese come gli Stati Uniti, quando si pensa di ragionare sulla pacificazione della Palestina, si rivolge all'Italia chiedendo che ad addestrare la futura forza. Allora, questo era il ministro della difesa Guido Crosetto a Venezia, ha parlato delle forze armate, ovviamente ne ha esaltato il valore e anche il contributo, il ruolo in un momento difficile come questo, presidio della libertà e della democrazia, ha detto. Ma torniamo alla cronaca, poi sentiremo ancora in diretta da Venezia i nostri inviati. Purtroppo sempre a Venezia uno stupro a Rialto di una 17enne la sera di Halloween. Gli investigatori sono sulle tracce del militare che l'avrebbe assalita, c'è anche il racconto di un testimone. Ombretta Frezza, ombre per i numerosissimi amici che la stimavano e le volevano bene, se n'è andata ieri stroncata da una grave forma di linfoma, a 50 anni, storica dell'arte, membro della Commissione Comunale per le pari opportunità alle ultime elezioni comunali, era entrata nella lista Forza Italia con te in appoggio al sindaco Mario Conte, in coppia con l'amico fraterno Davide Acampora. La notizia della sua morte ha destato profonda emozione in città, a Treviso. Ombretta Frezza è una donna che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per il suo amore per l'arte, per la sua costante partecipazione alle iniziative culturali e sociali della città, per il suo impegno nella difesa della bellezza, ha detto il sindaco, ma soprattutto in questi anni ho ammirato la sua grande forza d'animo e la sua positività nell'affrontare e raccontare pubblicamente la malattia. Domenica scorsa Ombretta era stata ad Arte Fiera Dolomiti a Longarone per presentare una mostra di pittura. Aveva scoperto il linfoma che lei aveva soprannominato con ironica combattività linfostronzo nella primavera del 2023. Era seguito un ricovero nel reparto di ematologia a Treviso. La remissione del tumore le aveva restituito la speranza e ne era nato un libro autobiografico dal titolo emblematico Finalmente primavera. Purtroppo ancora incidenti stradali, ieri a Colle Umberto dove una moto ha impattato contro un'auto che procedeva nella stessa direzione. Il Centauro, un 51enne di Ponte di Piave, è volato per diversi metri mentre la moto ha finito la sua corsa tra i vigneti. L'uomo è gravissimo, in ospedale. Sono esasperati i residenti che dicono si corre troppo, abbiamo paura a lavorare nei campi.
Svoltavo a sinistra in via Dante e all'improvviso mi sono visto la moto sul fianco, ho sentito un gran colpo e dal colpo girato ho visto volare moto e conducente. Poi mi sono prestato a soccorrere il conducente, pensavo che non ce la avevo preso paura perché avevo visto fermo a terra e ho preso paura. Era diretto a San Martino di Colle Umberto e per questo stava svoltando a sinistra. Il conducente della Peugeot contro cui è andato a sbattere violentemente un 51enne di Ponte di Piave in sella alla sua motocicletta, la cui corsa è finita poi tra i vigneti. Sono da poco passate le 10 del mattino, il Centauro è diretto con un gruppo di amici, anche loro motociclisti, verso il Fadalto per una gita fuori porta. L'uomo precede i compagni di viaggio, l'impatto all'altezza dell'incrocio tra via Colombo, che è la strada principale, e la collaterale via Dante. La collisione sarebbe avvenuta in fase di sorpasso, pare che il motociclista stesse superando alcune auto ferme proprio per consentire alla Peugeot di svoltare. Penso che non si sia accorto, non penso che sia una persona sbagliata, che non una svista magari fatale, però è così. La dinamica è comunque al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto, intervenuti sul posto con i sanitari del SUEM 118. Il 51enne è stato trasportato al Cafoncello in codice rosso. Inizialmente non dava segnali, ma poi avrebbe ripreso conoscenza. Gravissime le lesioni e le fratture, soprattutto agli arti inferiori. Per gli amici che erano con lui una mattinata di apprensione. Per chi conosce la zona, l'ennesimo grave incidente. Roberto Alpago è uno dei proprietari della vigna dove si è infilata pericolosamente la moto. Nelle sue parole, tutta l'esasperazione di un copione che si ripete troppo spesso. Qua ormai è già la quarta volta che fanno incidenti qua, è già la quarta volta. Quanto tempo? Affari un mese fa è stata l'ultima volta. Noi siamo sempre terrorizzati quando lavoriamo, che abbiamo paura che ci vengano sempre addosso, tutto là. Mentre lavorate in vigna? Esatto, mentre lavoriamo in vigna proprio. Ci fa veramente, a volte ti metti in mano a testa solo per sentire le velocità che hanno le macchine che vengono giù. C'è stato un altro gravissimo incidente a Resana, uno scontro tra una bici e una moto ed è morto il 31enne Michele Brugnaro. I rilievi della postrada sono ancora in corso, mentre resta in terapia intensiva il 75enne investito. Polemiche sulla sicurezza del tratto con il sindaco Bosa che lancia un out-out alle istituzioni e dite fate chiarezza sugli autovelox. Purtroppo vediamo che in Italia qui tra Fleximen e proteste varie contro gli autovelox sembra che andare veloci sia addirittura un vanto, quindi non so io se andiamo avanti così. Spero che a livello nazionale si decidano finalmente di rendere validi questi strumenti che servono alla polizia locale e alla polizia in genere per bloccare, per incentivare ad andare più piano sulle strade, perché altrimenti qua è una strage. Sono parole forti, precise, quelle che il sindaco di Resana, Stefano Bosa, pronuncia ai nostri microfoni. Lo fa dopo aver assistito dalla sua abitazione di via Venezia all'ennesimo incidente mortale costato la vita a Michele Brugnaro, 31 anni appena. Bosa, nel pomeriggio di sabato, ha visto lo schianto tra la moto del giovane e la bici di un 75enne di Noale, tuttora ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva al Cafoncello. È stato lui a chiamare i soccorsi e a parlare con i familiari della vittima. Una volta arrivati sul posto, li ha poi abbracciati e confortati ed è sempre lui, da anni impegnato per la sicurezza stradale, a lanciare un out-out. Dicono che i comuni fanno cassa, ok, possiamo anche far cassa, però vorrei dire a quelli che protestano dicendo che i comuni fanno cassa, magari vengono al posto mio ad avvisare i familiari, quindi che è successo una strage, una morte come adesso. È chiaro che non è che sono solo gli autovelox, serve una campagna informativa forte e viene fatta un'educazione stradale importante, bisogna insistere ancora, so che viene fatta, la facciamo noi, la fanno in tanti, però probabilmente ancora non basta, perché se continuiamo a aver morti per la velocità, per le imprudenze, forse non basta. Già, la velocità, sono in tanti residenti e lavoratori a lamentarne l'eccesso in questa via dove più volte anche nel recente passato si è parlato di autovelox. Questa strada corrono, fa passi. Un attimo le moto di notte e di giorno corrono 150 all'ora, anche le macchine fanno la sfida, si può dire. Qua possiamo stare. Si corre tanto. Ma scherzi.
moto, macchine, tutti. La scorsa settimana qua mi andava verso Pombino, uno veniva su, prova la macchina, se non mi accorgo, anche botteva lì la macchina, capito? Resta il dolore per l'ennesima vittima. Brugnaro aveva 31 anni, un lavoro da magazziniera a Castelfranco e una fidanzata che era in sella con lui al momento dell'impatto. Ne è uscita quasi indenne. Insieme avevano iniziato una vita a Loreggia. La Polstrada sta indagando per capire la catena di responsabilità. Da un lato la velocità della moto, dall'altro il comportamento del ciclista che avrebbe attraversato la strada in un punto critico. Una tragedia personale, collettiva, ma soprattutto una convinzione che serva a fare di più. Il 15 faremo una serata sulla sicurezza stradale a Resana, al centro culturale. Metteremo quest'anno fuori un'auto distrutta, una moto distrutta, per incentivare i giovani a stare attenti per il rischio che c'è nelle strade. Non so più cosa fare, sinceramente più di così non lo so. Vice Cristian Arboi, tante lodevoli iniziative come quelle che ha previsto il sindaco di Resana, però sta di fatto che è una strage senza fine, purtroppo dovuta anche all'uso dei cellulari, all'imprudenza, all'abuso di sostanze stupefacenti, alcol, insomma. È una catastrofe, E questa mattina alle 8 un incidente ha paralizzato il traffico in tangenziale a Padova all'altezza di curva Boston. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata coinvolgendo altri 3 mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, i soccorsi, che hanno trasportato il conducente del mezzo ribaltato in ospedale. Fortunatamente l'uomo è rimasto ferito in modo lieve. E migliorano le condizioni di un bambino di 8 anni investito sabato mattina intorno alle 10 a Loreggia in via Boscalto. Il piccolo era in bicicletta, percorreva la strada nella stessa direzione dell'auto condotta da una donna residente nel Trevigiano. Secondo il racconto di quest'ultima, agli agenti della polizia locale, il bambino avrebbe attraversato la strada all'improvviso. Subito soccorso, dopo un primo ricovero a Campo San Piero, il bimbo è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Padova, dove per fortuna le sue condizioni sono migliorate, tanto da permettere il suo trasferimento dalla terapia intensiva al reparto di cura. Abbiamo visto la tragedia in montagna sulle Dolomiti, ne parleremo ancora, ma è stato un fine settimana comunque drammatico. Molti ne hanno approfittato per una passeggiata sui colli, tanto per godersi il sole di una giornata molto tiepolo. A Teolo però è stato necessario l'intervento degli uomini del soccorso alpino, perché ci sono casi di malori, di persone che non sono sufficientemente allenate. Vediamo questo servizio. Un pomeriggio di splendido sole, quello di domenica, perfetto per una passeggiata nei Colli Euganei. Qui attorno alle 16 è stato necessario l'intervento degli uomini del soccorso alpino, attivato dopo la richiesta di soccorso al 118 arrivata da una coppia di escursionisti che stavano percorrendo il sentiero delle cascate di Schivanoia a Teolo. L'uomo, un 65enne di Pozzoleone, si era sentito male e non riusciva a proseguire il cammino. Sul posto sono arrivati 6 volontari che hanno imbarellato il 65enne portandolo fino alla strada per circa 800 metri. Da qui l'uomo è stato trasferito in ospedale in ambulanza. Sta diventando una vera e propria piaga quella dei furti in abitazione nelle imprese. Non c'è provincia, non c'è città, non c'è paese che si sottragga all'imperversare dei ladri. Andiamo subito in diretta a Spresiano da Daniela Sizzia. A te, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, l'hai detto tu, davvero una piaga, una raffica di furti in questo fine settimana dappertutto nella Marca, da Treviso, Carbonera, Spresiano, Villorba. Noi siamo stati fra l'altro poco fa a Carbonera a casa di una famiglia che insomma ci ha raccontato che nonostante l'allarme che suonava, loro erano fuori casa. Fortunatamente, ha detto la signora, che è ancora provata per quello che è accaduto, perché hanno comunque 2 figlie,
e sono entrati indisturbati tranquillamente, hanno rovistato dappertutto, poi sono usciti ripresi addirittura dalle telecamere con l'allarme che suonava assolutamente senza nessuna paura, e poi si sono spostati di poco perché hanno fatto altri furti sempre in quella via. Una situazione devastante. Una signora, fra l'altro sempre di Carbonera, ci diceva che così non si può andare avanti perché questi continuano indisturbati a entrare nelle abitazioni, dicono cosa dobbiamo fare, scrive anche sui social, dobbiamo offrirgli il caffè e la brioche quando arrivano. Insomma, l'esasperazione, io sono con il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, un'esasperazione dei cittadini. Qua fra l'altro, direttore, c'è stato anche un raid proprio di atti vandalici nelle auto, e insomma i cittadini non ne possono davvero più. Sì, buongiorno a tutti. Siamo arrivati all'esasperazione. Guardate, io ieri mattina, dopo che è uscito l'articolo sul giornale in cui dicevo che non biasimavo chi poi dopo tenta di farsi giustizia da solo, pur chiaramente non approvandolo, è evidente, ieri mattina ho trovato un ragazzo qua giù e mi ha detto: guarda sindaco, che se mi trovo a casa mia copo. Cioè ormai siamo arrivati a questo livello qua. La certezza della pena non c'è, li beccano e il giorno dopo sono in giro. Questi ormai una volta quantomeno si travisavano anche il volto, adesso proprio sono talmente convinti dell'impunità che non gliene frega niente. Capisco anche la signora che dice: beh, a un certo punto venissero dentro, vi faccio trovare anche qualcosa di caldo. Guardate che è drammatico se si comincia a pensare che ormai non abbiamo neanche più diritto di difendere la nostra roba. L'importante è che non ci siamo noi dentro, perché pensiamo già al dopo, no? Si pensa a quello che potrebbe accadere. Io non so quanto riusciremo a sopportare ancora questa situazione, perché vedete, cercare di essere buoni, cercare di perdonare, cercare di essere sempre sul pezzo e razionali, però a un certo punto io credo che ci sia un limite, e questo limite mi sa che se non è stato superato poco ci manchi, ecco, la signora ci diceva oggi: la cosa che mi fa più male è sapere che sono entrati in quel posto che per me era sicuro, che era la mia casa, eppure lo sappiamo benissimo, ormai i furti sono davvero tutti i giorni, a tutte le ore, non hanno problemi, non si fanno problemi nemmeno se ci sono persone in casa, e questa è la cosa peggiore. Sì, però vedi, stiamo sempre a parlare che c'è ancora una cosa peggiore. Secondo me, cioè, peggiore del fatto che uno violi la proprietà privata e comunque le cose private di una persona è già fuori per fuori. Pensare appunto che si debba ringraziare Dio, sono entrati ma fortunatamente non eravamo dentro, cioè è veramente incredibile. Io credo che adesso davvero serva una riforma di questo tipo di reati, delle punizioni di questo tipo di reati. Io sono convinto che mi scoccia anche usare i termini forti, però sai, colpirne uno per educarne 100 a volte sarebbe il caso di farlo, e mi riferisco anche agli atti vandalici. Lì guardate, Spresiano purtroppo è stata presa di mira in questi ultimi 2 o 3 mesi, almeno in un paio di occasioni, da ragazzini nemmeno 14enni, cioè hanno fatto il disastro. E dico: ma caspita, ma è possibile che non si possa fare qualcosa? Paghino i genitori, benissimo, ma paghino i genitori, perché non... poi si rischia anche che la percezione di sicurezza risulti ancora minore rispetto a quella che magari può essere già, perché dopo siamo, come dire, ci tiriamo su una costola pensando che ci sono zone più disagiate rispetto alle nostre, ma noi siamo abituati a stare bene e a stare tranquilli, quindi perché dobbiamo sempre guardare quelli che stanno peggio? Cioè noi vorremmo tornare a stare tranquilli. Ecco, diceva prima una riforma, una pena neanche più certa a questo punto, che siano pene più esemplari. Ma sì, assolutamente sì, ma nel momento in cui ho un'immagine che si vede che questo è vicino alla macchina, la macchina un secondo dopo è forzata, cioè non credo che ci voglia un genio per capire che è stato questo a forzare la macchina, no. Se non c'è la fragranza di reato, guardate, anche la Cartabia non è che ci abbia aiutato molto in tal senso. A me pare che, guarda, vorrei fare un prima dopo legge Cartabia e vedere cosa è successo, perché secondo me è peggiorata molto, cioè c'è questa impunità massiva che lascia fare a tutti quello che vogliono. Ecco, direttore, un'ultima domanda al sindaco. Lei diceva appunto: non lo accetto, ma capisco chi dice voglio farmi giustizia.
Ma ragazzi, io adesso sfido chiunque, perché finché se ne parla in terza persona è una cosa, quando ne parli in prima persona cambiano molto le cose, no? È come quando avvengono anche reati un po' più gravi, no? Che si dice, però bisogna cercare di perdonare, di capire la società, no, stessa cosa. Quando ti tocca in prima persona, società, una ostia, ti viene, è normale che ti venga, ma la cosa che più fa male è che poi chi paga sarà colui il quale ha difeso le proprie cose, e quindi è proprio un sistema che è da rivedere in toto. Non dobbiamo arrivare a, ma ci stanno spingendo tutti ad arrivare a. Direttore D'Aspresiano, se tu non hai domande, D'Aspresiano davvero tutto e ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Daniela, grazie al sindaco della Pietra, che è uno dei sindaci sempre in trincea e sempre disponibile con i suoi cittadini, che con noi si sono lamentati anche in tante altre occasioni. Ma rivediamo l'intervista di Cristian Arboeta, una famiglia esasperata proprio a Spresiano, che ha detto: adesso noi ci armiamo. Sentiamo. Questi delinquenti bisogna fermarli, bisogna cercare di tutelarci in qualche modo. Noi ci stiamo provando a tutelarci, armarci in qualche modo, tutelarci. Quindi lei sta pensando ad armarsi si è già armata sinora? Abbiamo un qualcosa, diciamo, sotto mano, perché vogliamo difenderci. Impossibile dimenticare, inevitabile reagire. A poco meno di una settimana dal furto subito in casa in via Colombo a Spresiano, Ornella rivolge quasi un avvertimento ai ladri. Marito e moglie sono ancora provati e danno voce alla loro rabbia. Tutti gli italiani dovrebbero armarsi e usare le armi, perché loro non hanno paura di usarle contro di noi, capisce? Loro entrano in casa tua e non hanno paura di spararti o di bastonarti o di accoltellarti, perché sanno che la legge italiana non interviene, non fa niente, anzi li protegge. Venerdì scorso Ornella si era assentata da casa per delle commissioni con l'amica Giovanna. Al rientro la devastazione, gioielli e ricordi di una vita volatilizzati, l'abitazione sottosopra, gli infissi distrutti, il manico di un piccone sopra il letto e il sospetto che anche i cani siano stati picchiati. Da lì la denuncia ai carabinieri, che nelle scorse ore l'hanno ricontattata per una parziale buona notizia. In una federa abbandonata in un fosso a Maserata è stata ritrovata la bigiotteria e delle foto di famiglia. Anelli che sono sardi, che hanno un valore sentimentale, e anche una catenina con l'albero della vita agli orecchini che mi hanno regalato i figli per la festa della mamma. E volevo ringraziare i carabinieri che sono venuti qua gentilissimi di Spresiano. Ma se da un lato si ringraziano le forze dell'ordine, dall'altro l'istinto è quello ad armarsi. Franco si sente ancora violato. Italiani dobbiamo reagire, non dico di ammazzarli, ma poco ci manca, perché loro non pensano a noi, loro sentono, ti ammazzano, ti bastonano. E allora, visto che la legge non ci protegge, che protegge solo la politica, e non dico la parola che voglio dire, allora dobbiamo anche noi cominciamo a reagire a questa gentaglia, in modo che capiscono che noi possiamo difenderci e possiamo farli male. E ringraziate il cielo che non siete in Sardegna, perché sennò voi avete una brutta fine, ma veramente brutta, ve lo dico io. E ringraziate questi delinquenti bisogna fermare. In Sardegna avete sentito proprio la rabbia di questa famiglia, più che comprensibile. E l'ora solare è entrata in vigore da una settimana ed è boom di furti anche per questo, compiuti e tentati in orario preserale. A dirlo è l'associazione Furti in Corso. Ieri sera ladri messi in fuga, l'altro ieri sera, ladri messi in fuga col Francui di Oderzo dal sistema di allarme di una abitazione. L'anziana proprietaria era a Messa. Serve supporto da parte del battaglione Mestre, così l'appello dell'associazione Furti in Corso. Sarebbe stato l'allarme scattato improvvisamente a far desistere i ladri che si stavano introducendo in un'abitazione di Colfrancui, dove già avevano iniziato a scassinare una porta e un balcone. Un furto solo tentato ai danni di una casa abitata da una signora anziana, in quel momento assente per andare a messa, particolare che i delinquenti forse conoscevano. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri, che stanno indagando sulla scia di furti che sta interessando la direttrice tra Godega e Oderzo, passando per Pianzano e San Fior. Di certo uno dei
dei tanti troppi episodi che stanno segnando questi giorni di ritorno all'ora solare. Lo conferma l'associazione Furti in Corso, scesa in piazza solo poco tempo fa. Mi sembra che come prima settimana si siano dati ben da fare questi ladri, perché abbiamo visto anche sul gruppo nostro quante segnalazioni, si parla di 2-3 a sera in vari paesi, sia nel Trevisano che verso il Vittoriese. E come sempre a pagare lo scotto maggiore sono le fasce più indifese. Purtroppo gli anziani sì, perché alla fine hanno molte abitudini costanti, sempre gli stessi orari, poi comunque si muovono molte volte all'imbrunire, adesso poi soprattutto la settimana anche dei cimiteri, no? Quindi sappiamo che avevano lasciato le case anche belle libere e questi disgraziati ne approfittano pesantemente. Lo stesso DEM è pronto a mettere a disposizione di prefetture e forze dell'ordine la propria mappatura e le tante segnalazioni ricevute in questi giorni. Perché secondo me li aiuterebbe molto a capire gli spostamenti e capire anche quante squadre di ladri ci sono nella provincia. Possiamo parlare di un boom di furti questa settimana con il ritorno all'ora solare? Sì, ahimè lo avevamo previsto come si pensava ed è stato così. Era un boom che magari anche chiamando il battaglione mestre dei carabinieri, aiutando anche la polizia nei corpi, poteva dare un aiuto in più. Battaglione mestre che nel dicembre dell'anno scorso, per esempio, era intervenuto nel quartier del Piave. Chiediamo solo veramente un aiuto, perché a volte vedere quel lampeggiare di luci davanti al balcone fa respirare un po' più sonni tranquilli. Torniamo a Venezia. Per il 4 novembre c'è il capo dello Stato Sergio Mattarella, una festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Vediamo, è iniziato lo sfilamento dei reparti. Andiamo subito in diretta a Piazza San Marco.
Insieme a loro sventola la bandiera tricolore, simbolo per il quale operano, uniti per il Paese, tutti i servitori dello Stato. Dovrebbe esserci, ci sono dei paracadutisti, vedete, ci sono dei paracaduti che sta inquadrando Nicoletta Rizzetto, perché così era previsto il lancio di paracadutisti in piazza San Marco, e poi tra pochissimo il passaggio entusiasmante delle frecce tricolori. Allora, questo è il primo paracadutista, vedete, paracadute con la tricolore e l'azzurro. È appena atterrato, la piazza, ecco un secondo paracadutista che sta arrivando. Casomai non so se abbiamo anche il commento dei nostri inviati, se c'è Filippo Foiso o Lorenzo Maier, sentiamoli eventualmente. La piazza è gremita, stiamo tenendo d'occhio altri paracadutisti in arrivo. Ovviamente le nostre telecamere sono puntate verso l'alto perché non vorremmo perderci il passaggio della squadriglia delle frecce tricolori che tanto entusiasmo suscita nel nostro paese in queste circostanze, in queste occasioni. Le abbiamo viste tante altre volte solcare i cieli del Veneto. Ecco un altro
un altro paracadutista della Folgore. Stanno ricevendo i meritati applausi, soprattutto i bambini, il pubblico, la gente è ammirata ovviamente. Non ricordo a memoria un atterraggio dei paracadutisti proprio in piazza San Marco. Fede, speranza e amore, come ricordavano i bambini. Sono davvero immagini storiche che non c'erano mai state, che faranno sicuramente il giro del mondo, e speriamo che siano di buon auspicio sia per la nostra nazione sia per la pace nel mondo. Però possiamo dire con un pizzico d'orgoglio che Venezia e il Veneto hanno risposto nel modo migliore a questa cerimonia, mettendo a disposizione i meglio. Davvero che richiede allenamento. La scorsa settimana svegliamo un piccolo aneddoto, era tenuta molto riservata anche in città questa cerimonia di oggi, con addirittura il Presidente della Repubblica. Ce ne siamo accorti la scorsa settimana quando su Venezia in diversi hanno segnalato un sorvolo delle frecce tricolori. Allora le persone, la gente, anche noi ci siamo chiesti come mai, e informandoci siamo riusciti a capire che era un allenamento delle frecce tricolori proprio in vista della cerimonia odierna, e quindi è stato svelato l'arrivo del Capo dello Stato, che poi qualche ora dopo è stato ufficializzato nei canali canonici del Quirinale della città di Venezia. Per cui davvero una cerimonia che ha richiesto un notevole impegno organizzativo, soprattutto di questi nuclei speciali che mettono a rischio anche ovviamente la propria vita per queste esibizioni. Poi c'è il sole, Anna, che non è raccontato.
che ricorda che tutti i rappresentanti hanno accolto il tricolore. La vera e più nobile risorsa delle istituzioni. Ecco la bandiera che credo arriverà proprio qui davanti a noi. Guerre mondiali fino ai giorni nostri, questi valori hanno caratterizzato la storia delle istituzioni, una storia indissolubilmente legata alle vicende del nostro paese. La bandiera ha un profondo significato simbolico. Il cittadino la porta nel cuore, prima ancora di onorarla esteriormente. Ed è dinanzi ad essa che questi uomini e donne prestano il loro solenne giuramento di fedeltà poi alla patria. è stato ricordato anche dal ministro Crosetto dal palco come sia stato proprio il presidente Mattarella a volere che questa festa tornasse, diciamo così, in grande stile, questa festa così antica, a ribadire questi valori. Ecco il tricolore, passa qui davanti ai bambini che applaudono, anche movimenti studiati nei minimi particolari. E ora l'attenzione è tutta per le frecce, se sono confermate le frecce dovrebbero essere l'ultimo atto di questa mattinata così intensa. La bandiera di guerra della Marina Militare e delle Forze Navali, la banda musicale e un accompagnato onore interforze si posizioneranno di fronte alla tribuna autorità per rendere gli onori al Presidente della Repubblica. Ecco, il Presidente della Repubblica riceve gli onori e ci sarà ancora l'inno nazionale. Ecco, e poi la pattuglia proprio durante l'inno, quindi un grande momento simbolico. Vi stanno proprio facendo vedere da 2 punti della piazza come ci sia lo sfioramento dei reparti davanti al palco delle autorità. Diciamo che poi l'inno nazionale e il passaggio delle frecce tricolori darà un po' il suggello. Sopra gli alto. Compagnia d'onore, Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica, che accompagnato dal Ministro della Difesa, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Consigliere per gli Affari Militari del Presidente della Repubblica, lascia il luogo della cerimonia. compagnia d'onore, presentata.
Onori al Presidente della Repubblica. Avete visto la pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare, le frecce tricolori che hanno solcato il cielo mentre proprio si stava allontanando, e lo vedete adesso che sta per raggiungere il canale della Giudecca il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Ministro della Difesa Crosetto. Grazie a tutti i nostri inviati e ai nostri tecnici che hanno seguito in diretta questa cerimonia del 4 novembre, giornata della festa delle Forze Armate e dell'unità nazionale. Andiamo in pubblicità, torniamo subito con i nostri registi Francesco Cerone e Mattia Pizzaia. Tra poco, state con noi. Catastrofe a Valencia in Spagna a causa dei cambiamenti climatici, le vittime accertate sono 217, ma potrebbero essere molte di più perché ci sono oltre 1000 dispersi e proprio in questi giorni ricorre l'anniversario della grande alluvione del 1966, il 58esimo anniversario. C'erano stati oltre 100 morti in Veneto, tra questi anche alcuni soccorritori. Da allora e fino al 2010 poco o nulla era stato fatto per ridurre il rischio idraulico nella nostra regione. Basti pensare che l'ultima grande opera, il bacino di laminazione di Montebello, risaliva al lontano 1926. Ma da alcuni anni, come ricorda spesso l'autorevole professor Dal Paus, in Veneto è cambiato totalmente l'approccio alla materia, meno asfalto e più opere di difesa del suolo. È stata quindi messa a punto con l'Università di Padova un programma di opere necessarie per la messa in sicurezza della nostra regione. Un piano che vale 3,5 miliardi di euro. Dal 2010 sono stati perciò avviati cantieri per oltre 2 miliardi di euro, 300 dei quali per bacini di laminazione che hanno messo davvero in salvo alcune città come Vicenza. Attualmente, anche se a volte non è così istantaneo accorgersene in quanto sono poco visibili, sono centinaia
i cantieri attivi. Qui vediamo l'assessore Giampaolo Bottacin. Solo negli ultimi 3 anni sono stati attivati oltre 2000 cantieri per opere che, nonostante nel 2018 e nel 2020 abbia piovuto più che nel 66 e più che nel 2010, hanno contenuto i danni rispetto appunto al 66, quando ci furono oltre 100 vittime, e al 2010, quando mezzo Veneto si allagò. Come anche riconosciuto dal Presidente Mattarella, quando il 12 marzo del 2019 a Belluno dichiarò che il Veneto aveva dato una lezione di protezione civile all'Italia, non solo nella gestione emergenziale, ma anche in termini di previsione e di prevenzione. E davvero è stato fatto molto per mettere in sicurezza la regione. Abbiamo visto che cosa è successo all'Emilia Romagna, dove i bacini di laminazione e altre opere come il rafforzamento degli argini non erano state realizzate. Ancora pubblicità, ancora pubblicità. Ed è tutto per oggi, e quindi ringrazio i nostri registi Mattia Pizzaia e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.